viscido dalla pioggia, l'autista non riesce a controllare il mezzo e il pullman finisce fuori strada ribaltandosi su un fianco a San Biagio di Callalta. Paura per i 50 passeggeri a bordo, tra i quali molti studenti. Ladro in azione in un'abitazione di Varago di Maserata, ruba in casa dopo essersi calato dal tetto. Il malvivente scoperto, inseguito dai vicini, 34enne arrestato dai carabinieri. Telecamere al settaccio per identificare i giovanissimi responsabili della maxi rissa davanti ad un locale di Vittorio Veneto di Messi, i 2 feriti colpiti con violenza al volto. Rette delle RSA comuni costretti a pagare se la famiglia dell'anziano non se ne fa carico. La sentenza del Consiglio di Stato su Maser rischia di creare una voragine nelle casse già esigue delle amministrazioni. Carenze di organico nella pubblica amministrazione per cercare di contrastare il problema. Giovedì a Sant'Artemio è la prima giornata di orientamento sulle professioni degli enti locali rivolta agli studenti delle superiori. Tragedia delle foibe, dramma degli esuli del giorno del ricordo, la commemorazione davanti alla chiesa votiva e l'omaggio a Norma Cossetto alle scuole Coletti. Sport calcio, Fabrizio Cacciatore esonerato dal Treviso dopo la sconfitta di ieri contro il Porto Gruaro. Subito il nuovo mister è Carmine Parlato, ex di Rovigo e Padova. Il presidente serviva una svolta. Ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli, l'avete sentito in primo piano, la cronaca, attimi di paura per i 50 passeggeri, molti dei quali studenti, a bordo del pullman ATVO che questa mattina si è ribaltato in un fossato a San Biagio di Callalta. Tra le testimonianze quelle dei ragazzi e del controllore in servizio sul mezzo. Cosa può essere successo? Non ha tenuto la curva, forse il bagnato, la velocità, non lo saprei. Quando che non sembrava neanche tanto veloce. Noi stavamo andando tranquillamente con l'autobus e dopo abbiamo sentito un tonfo che era tipo, si era piegato in diagonale, tipo l'autobus, ed era caduto perché forse andava troppo velocemente sulla curva. Il bilancio alla fine è di un grande spavento e si tira un sospiro di sollievo per lo schianto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, perché sul pullman ATVO della linea 27 che percorreva la tratta Treviso-San Donà di Piave, oltre al personale di bordo c'erano 50 passeggeri, molti dei quali studenti del Duca degli Abruzzi e del Ricati di rientro verso casa. Lo schianto alle 12:30 circa, l'autista, una donna di 45 anni, improvvisamente perde il controllo del mezzo che esce di strada e si ribalta su un fianco dentro un fossato nella curva di via Gorizia Nerbona di San Biagio di Callalta. Momenti di panico iniziale tra i passeggeri mentre scatta l'allarme. Quando mi sono resa conto del botto ho guardato un po' in giro e ho detto cavolo, siamo cascati in un fosso. Avete chiamato i familiari perché vi vengano a prendere? Sì, alla fine potevamo farli stare tranquilli visto che stiamo tutti bene, nessuno si è fatto male per fortuna. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e l'equipaggio di primo soccorso di Treviso Emergenza. Non si esclude, secondo i primi accertamenti, che l'autista possa aver perso il controllo del mezzo a causa del fondo stradale bagnato. Perché vede la curva, abbiamo superato la curva di Montao, insomma non è che proprio è stata la curva che ci ha, a un certo punto non sono perso l'aderenza e io al momento non ero neanche tanto attento perché stavo facendo un'altra cosa e quando me ne sono accorto ho detto di correggere ma era già troppo tardi e poi mi è scivolato giù. Intrappolati dentro alla corriera sono riusciti ad uscire rompendo la finestra laterale usando il martelletto di sicurezza per mettersi in salvo. Nessun ferito per fortuna, tutti illesi. L'autista come sta? L'autista adesso sta deponendo, è un po' chiaramente turbata ma insomma poi è comprensibile. I rilievi dell'incidente effettuati dai carabinieri della compagnia di Treviso dovranno chiarire il motivo della fuoriuscita del mezzo. Si è spinta dopo 33 anni di coma Luigina Brustolin che il 23 maggio del 1992 guidando la sua Golf con la figlioletta Sara di 1 anno e mezzo a bordo fu coinvolta in un terribile incidente stradale sulla Feltrina Pederobba. La sua auto entrò in collisione con una Nissan Primera condotta da un 46enne. Luigina che aveva 27 anni e la figlioletta vennero ricoverate a Treviso. Il cuore della bimba si fermò dopo 35 giorni di agonia. La mamma entrò in coma e in tale condizione è rimasta fino a venerdì dopo una lunga assistenza prestata dai familiari e dal centro servizi Opere Pie Onigo. Anche Luigina se n'è andata all'età di 60 anni.
Si arrampica sul tetto ed entra in casa. I vicini lo vedono e lo inseguono. Arrestato dai carabinieri un 34enne albanese. Immortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre si trova sul tetto nel tentativo di fuggire. Il 34enne di origini albanesi ha appena messo a segno un furto in un'abitazione in via Primo Maggio a Varago di Maserada. L'uomo è stato visto dai vicini di casa che lo hanno inseguito ed hanno fornito ai carabinieri indicazioni importanti per poterlo localizzare. Il 34enne senza fissa dimora e con precedenti di polizia è stato fermato a qualche centinaio di metri dal luogo del colpo ed arrestato dai carabinieri. Si era introdotto nella villetta sportando diversi monili in oro. I proprietari si sono accorti della presenza del ladro grazie al cellulare collegato al sistema d'allarme ed avevano immediatamente allertato il 112. Poi il resto lo hanno fatto i vicini di casa che lo hanno inseguito. Il ladro, oltre a refurtiva, è stato trovato in possesso di passamontagna, torcia spray urticante ed arnesi da scasso. Convalidato l'arresto è stato disposto il trasferimento nel carcere di Treviso. Si tratta dello stesso ladro che nel corso della serata aveva tentato di introdursi senza riuscirvi in altre abitazioni della via. Hanno strappato una collanina in oro ad un giovane di 19 anni. È accaduto nel corso di una serata durante la quale era previsto il concerto del rapper Tony Boy all'interno di un locale a Castelfranco Veneto. Immediato l'intervento dei carabinieri. Due giovani extracomunitari di 24 e 25 anni, entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati per il furto con strappo. La refurtiva restituita alla vittima è accaduto sabato notte quando era in corso un controllo straordinario da parte dei carabinieri della compagnia di Castelfranco. Nella serata sono stati identificati 157 persone a bordo di 69 veicoli, la maggior parte giovani utenti delle zone di aggregazione del centro cittadino, 20 i carabinieri impiegati nel servizio straordinario. Telecamere al setaccio per identificare i giovanissimi responsabili della maxi rissa davanti ad un locale a Vittorio Veneto. Dimessi 2 feriti colpiti con violenza al volto. Lesioni al volto, fratture al naso, agli zigomi, occhi neri. Una nottata da dimenticare, quella tra sabato e domenica. I feriti sono stati dimessi dall'ospedale. Rimane lo sconcerto per una lite degenerata in violenza avvenuta nel cuore di Vittorio Veneto. Una piazzetta questa dove si trovano molti giovani. Qui c'è un locale che chiude a tarda notte ed è proprio qui che sarebbe iniziata la discussione. Alcuni avventori adulti sarebbero stati allontanati dal locale perché molesti. Una volta fuori, la lite furibonda con dei giovanissimi. Quando sono passata la rissa era già finita, però nel parcheggio c'era un po' di agitazione, i ragazzi che si spintonavano eccetera, quindi appena sono passata sono andata via. Hai preso paura ovviamente? Beh, è normale, però almeno sono passata quando era già finita. 2 gruppi, da una parte 5 persone dai 23 ai 40 anni, dall'altra diversi giovanissimi, alcuni dei quali minorenni. Una parola detta male ed è scoppiato il finimondo. A rimetterci anche un addetto alla sicurezza del locale. Sicuramente un sentimento di vicinanza e di pronta guarigione al bodyguard, insomma, che era qui di servizio al locale, che è dovuto intervenire, ha operato e è intervenuto per cercare di dividere le due fazioni, e naturalmente lui nell'eseguire il proprio lavoro ha subito anche questa violenza, questa aggressione. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare tutti i partecipanti della rissa, visto che giovanissimi alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga. Una zona questa poco sicura di notte. Potrebbe essere pericoloso, dipende dall'ora, da che gente riesce a trovare, ma solitamente è una zona tranquilla durante il giorno. Meglio non frequentare certa gente e cercare di stare nel proprio. Però c'è un po' di preoccupazione di notte, intendo, in questa zona? Da quello sicuramente un po' dappertutto. La dinamica la stanno accertando i carabinieri, che presto sentiranno i feriti e gli addetti alla sicurezza del locale. L'appello del sindaco ai 2 gruppi, soprattutto agli adulti: sarebbe meglio a volte non accettare provocazioni. Un altro appello alle forze dell'ordine di essere presenti soprattutto nelle zone quelle più frequentate, nelle ore notturne. La presenza dei carabinieri aiuta anche all'interno dei locali per far sì che ci sia un grado di attenzione elevato e che anche le persone che magari sono malintenzionate stiano un po' più attente rispetto appunto alla presenza dei carabinieri.
Bilanci dei comuni a rischio dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato che impone all'amministrazione di Maser di prendersi carico della differenza tra l'ISEE di un'anziana in casa di riposo e la retta della RSA. A sto punto, a cascata, ci saranno una serie di ricorsi e quindi i bilanci comunali sicuramente non potranno assolutamente affrontare tutte queste richieste. La sindaca di Maser, Claudia Benedossa, annuncia che a stretto giro verrà portato all'attenzione della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2 il caso dell'anziana per la quale il Consiglio di Stato ha imposto al comune di pagare la differenza tra l'ISEE della pensionata e la retta della casa di riposo che la ospita, 8.500 euro l'anno. La norma prevede infatti come unico indicatore l'ISEE del singolo. La stessa accompagnatoria erogata dall'INPS non può essere utilizzata per pagare la retta. Il risultato è un precedente che rischia di mettere in crisi i bilanci degli enti locali. E quindi gli avvocati cominciano credo anche a contattare le famiglie per dire potete avere la compartecipazione totale da parte del comune. Tra 10 giorni un incontro con l'avvocato Zoccarato, che è l'avvocato che ci segue, per valutare un eventuale ricorso in Cassazione, però temo che non ci siano tante chance. La legge non impone ai figli di prendersi carico delle rette delle RSA qualunque sia la loro capacità economica. Nel caso di un anziano formalmente nullatenente rischia di doverne rispondere il comune, vale a dire l'intera comunità. Bisogna stare attenti perché riferirsi solo ed esclusivamente all'ISEE magari può portare a delle situazioni un po' al limite. Nelle famiglie nostre, nelle famiglie trevigiane e venete, c'è sempre stato quella rete che era di supporto nei confronti degli anziani, dei propri genitori piuttosto che dei propri nonni. Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, chiede ai giudici di mettersi una mano sulla coscienza prima di pronunciare sentenze come quella di Maser e a chi stabilisce le regole di rimetterci mano al più presto. Da parte di tutti gli enti coinvolti, a cominciare dallo Stato, ma assolutamente anche dalla Regione, che ha competenza e deve agire in materia. Solo così si eviterà una pericolosa deriva. La tentazione di preservare il patrimonio familiare a discapito della collettività rischia di prevalere, soprattutto se a suggerirlo sono figure di riferimento come gli amministratori di sostegno. Una piccola parte va a dire ai propri assistiti e ai familiari dei propri assistiti che magari svuotino i conti in modo tale che tanto dopo c'è il comune che paga. Evitiamo che possano accadere queste cose. Carenze di organico nella pubblica amministrazione per cercare di contrastare un problema ormai noto e strutturale. Giovedì a Sant'Artemio si terrà la prima giornata di orientamento sulle professioni degli enti locali rivolta agli studenti delle superiori. Innamorarsi a San Valentino non di un partner ma di un lavoro, quello nella pubblica amministrazione, facendosi contagiare per così dire da chi quell'impiego già lo svolge. Si rivolge agli studenti delle superiori, in particolare a 150 ragazze e ragazzi di 7 classi dell'Istituto Palladio e del Riccati Luzzati, l'iniziativa messa in campo da Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e dalla provincia per cercare di contrastare il problema ormai cronico della carenza di personale negli enti locali. I dati al 2023 parlavano di 265 dipendenti mancanti nei soli comuni trevigiani. Giovedì dunque a Sant'Artemio un info day per sfatare l'idea di un posto di lavoro anonimo e senza opportunità di carriera e che anzi per i ragazzi di oggi può risultare più appetibile rispetto ai loro coetanei di qualche anno fa. Mettono al primo posto, più che la retribuzione, la possibilità di conciliare il lavoro con le esigenze di vita, che sia la vacanza, che sia la famiglia, che sia il tempo libero, per cui credo che se queste sono le necessità possa il lavoro pubblico rispondere meglio a quello che loro desiderano. Insieme al servizio civile dunque l'iniziativa Innamorati o Innamorati, a seconda di come lo si legga, della pubblica amministrazione punta a suscitare l'interesse delle giovani leve e a sfatare con l'esperienza diretta dei luoghi comuni sull'impiego pubblico. Davvero un'opportunità per far conoscere anche prima e conoscere poi quella che sarà l'attività all'interno dei propri enti, portando anche qualche innovazione. Ambito inclusivo, quello pubblico, al punto da favorire, in uno specifico caso, una donna in stato di gravidanza che altrove sarebbe stata forse penalizzata rispetto a un altro soggetto con pari competenze. Un mondo di cui i ragazzi avranno un'infarinatura attraverso laboratori e testimonianze dirette di chi già ci lavora.
Vi racconterò a ragazze e ragazzi come il lavoro nella pubblica amministrazione può essere attrattivo anche per certi profili professionali che tendenzialmente non si attribuiscono alla PA. Penso per esempio alla grafica, ai social media manager, ma anche ai giornalisti, perché è importante investire nella comunicazione anche per quanto riguarda gli enti pubblici. Per cui sicuramente gli studenti possono valutare anche questo tipo di percorso per il proprio posizionamento professionale. Sciopero dei metalmeccanici nella Marca dopo 7 incontri con Federmeccanica. Le trattative sono al palo. Sul tavolo aumenti salariali che la controparte vorrebbe agganciare all'inflazione, ma i lavoratori non ci stanno. In piazza delle istituzioni anche una delegazione della Berco. Dopo 8 mesi di scadenza del contratto, era giugno 2024, e dopo 7 incontri fatti a Roma con Federmeccanica, ci siamo ritrovati con Federmeccanica che ha preso dei titoli rispetto alla nostra piattaforma, ma ha dato completamente risposte, come dire, diverse. Parlano di distanza siderale con Federmeccanica. Dopo lo sciopero del 13 gennaio, quello di oggi, 10 febbraio, dei metalmeccanici raggiunge quote di adesione da record: 90% tra i lavoratori Berco ed Electrolux, 95% De Longhi, 90% gruppo Zoppas. Diverse le questioni al palo: l'aumento di 280 euro mensili, la riduzione dell'orario di lavoro, la sicurezza nei cantieri. Questa mattina i metalmeccanici della Marca sono scesi in piazza, hanno manifestato davanti alla sede di Confindustria Veneto Est. I minimi tabellari ti danno la garanzia di quello che sarà il futuro aumento. Quello che propongono loro è completamente l'inverso: in base all'inflazione ti darò l'aumento, se non c'è l'inflazione non ti do l'aumento. Il rischio è che se vai su questo percorso rischi di avere un contratto che ti dà zero anche. Questo è il punto fondamentale. Assemblee sempre più partecipate tra i lavoratori che prospettano già un prossimo sciopero di 8 ore a livello regionale. In piazza anche una delegazione della Berco. Qui i lavoratori chiedono chiarezza sul destino del sito occupazionale. Ci aspettiamo ovviamente uno sblocco da parte del Ministero il 13, cioè dopodomani, quando andremo convocati appunto dal Ministro. Purtroppo paghiamo un conto sociale che si scarica tutto sui lavoratori, soprattutto anche su una sede come la nostra, pur piccola. Chiedono maggiore equità e la volontà da parte dell'azienda di redistribuire la ricchezza prodotta nel tempo, un altro nodo. Gli utili vanno magari in compensi per manager strapagati e magari poi lasciano le persone in cassa integrazione, o dividendi. Noi pensiamo sia importante che i soldi siano nelle buste paga dei lavoratori, perché generano consumi interni. 1100 aziende, 40.000 lavoratori ad applicare il contratto industria metalmeccanica nella Marca. Numeri importanti. Domani a Roma parteciperanno in 50 per sostenere il passaggio alla Camera della legge sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende. Legge di iniziativa popolare sostenuta da 400.000 firme raccolte in tutto il territorio. Ed ora torniamo a parlare dell'Istituto Maffioli. A settembre non ci sarà una classe prima nella sede di Pieve del Grappa. La conferma è arrivata con la chiusura delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. L'anno scolastico 2025-26 partirà con una classe in meno all'Istituto Maffioli. Per la sede di Pieve del Grappa, ospitata a Villa Fietta, le iscrizioni della classe prima non sono state nemmeno aperte. La conferma arriva innanzitutto dal portale del Ministero, nel quale, alle pagine dedicate alle sedi di Castelfranco Veneto e di Montebelluna, sono indicati gli indirizzi di studio per il primo anno di corso dal prossimo settembre. In entrambi i casi si tratta di enogastronomia e ospitalità alberghiera. Nel caso della sede di Pieve del Grappa, quella casella è vuota, dati non disponibili per la scuola. E così una trentina di famiglie e studenti interessati ad iscriversi hanno fatto loro malgrado un'altra scelta, cambiando del tutto l'indirizzo e rivolgendosi altrove per il proseguimento degli studi di secondo grado. Ritengo che sia sbagliato avere chiuso le iscrizioni per quest'anno. Le famiglie e i docenti avevano chiesto una continuità dell'istituto, perché sappiamo qual è il suo valore educativo e qual è l'importanza per tutto il territorio bassanese e trevigiano. Bisogna iniziare a lavorare per il 4+2, per l'ITS, per quelle prospettive che erano emerse dal tavolo tenutosi a Palazzo Balbi. Col 10 febbraio le iscrizioni si sono chiuse, sono state accettate solo quelle per gli alunni dal secondo al quinto anno, che proseguiranno le lezioni fino a giugno 2026 a Villa Fietta, anche se formalmente la loro registrazione è avvenuta nella sede centrale. Questa è l'unica vittoria ottenuta da settimane di mobilitazioni e proteste di studenti, docenti e genitori che
che annunciano ulteriori iniziative per far proseguire l'attività didattica anche negli anni successivi nell'area pedemontana. Perché è un presidio per il tessuto economico e sociale, non soltanto educativo, davvero importante. Le famiglie ci credono, i docenti ci credono e gli studenti hanno avuto prova della qualità dell'educazione e dell'istruzione in questo istituto. È una battaglia, un impegno che dobbiamo sostenere e non li dobbiamo lasciare da soli in questa fase così importante. Siamo alla sanità, prima chirurgia del Cafoncello, eccellenza della sanità trevigiana e centro di riferimento regionale per il pancreas. Con il trasferimento del reparto nella cittadella della salute è stato attivato un innovativo sistema di monitoraggio dei pazienti durante il ricovero e poi grazie ad una sorta di orologio smart anche a casa dopo le dimissioni. 2.534 pazienti, 1.845 dei quali operati, 540 per patologie oncologiche. I numeri dell'attività del 2024 della prima chirurgia del Cafoncello di Treviso testimoniano l'eccellenza di un reparto centro di riferimento regionale per il pancreas. Una chirurgia che supera gli 500 interventi per tumori, quindi una chirurgia che effettivamente dà risposta all'utenza e soprattutto dà risposte precise e puntuali e dove non ci sono chiaramente strascichi legati al post intervento, quindi credo che sia importante. È una chirurgia che lavora soprattutto sul pancreas, avendo noi il centro di riferimento regionale per la chirurgia del pancreas. Grande novità con il trasferimento della prima chirurgia alla cittadella sanitaria, l'innovativo sistema di monitoraggio dei pazienti operati grazie all'intelligenza artificiale, unico sistema di questo tipo in un ospedale pubblico. Ci consente di monitorare 8 pazienti in contemporanea e tutti i dati vengono trasmessi alla centrale che gli infermieri hanno in Guardiola e quindi possono in tempo reale, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, osservare i pazienti. Questi sistemi avvisano anche in caso di caduta, quindi sono assolutamente all'avanguardia. Disponibile anche un dispositivo che il paziente può portare a domicilio per continuare ad essere monitorato nel decorso post-operatorio anche dopo le dimissioni. Un reparto che ha visto un incremento dell'8% degli interventi effettuati rispetto all'anno precedente, una sessantina anche su pazienti provenienti da fuori regione e che registra purtroppo un aumento degli interventi per tumore anche su persone giovani, 2 sotto i 30 anni operati in un mese. Interventi soprattutto per tumori a colon, retto e pancreas. Dei tumori che è in aumento in generale un po' in tutto il mondo e quindi anche noi ovviamente risentiamo di questa maggiore incidenza. Ci saranno sicuramente delle condizioni di tipo genetico, ma sicuramente ci sono delle condizioni di tipo di esposizione a fattori di rischio che conosciamo peraltro molti, che sono il fumo, l'alcol, ma anche gli inquinanti che ci sono. Insomma, quindi questi sono sicuramente le cause più frequenti. Abbiamo esteso le indicazioni proprio perché sulla base dei risultati ottimali che abbiamo raggiunto con la colorettale, che poi è quella più diffusa, abbiamo riscontrato degli ottimi risultati anche per quanto riguarda le neoplasie gastriche e pancreatiche. Come appunto dicevo prima, poi abbiamo esteso, quando ne abbiamo la possibilità, anche alla patologia benigna. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio, parliamo ora della tragedia delle foibe e il dramma degli esuli nel giorno del ricordo, la toccante cerimonia a Treviso. Onori alle vittime delle foibe. La commemorazione delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra, tenutasi presso la chiesa votiva in occasione del giorno del ricordo, ha suscitato grande commozione. Noi siamo venuti qui per innalzare le nostre povere preghiere e deporre i nostri fiori, ma anche per apprendere l'insegnamento che sale dal sacrificio di questi morti. La celebrazione ha incluso la solenne deposizione di 2 corone di alloro presso la lapide della chiesa votiva alla presenza delle autorità civili e militari, rendendo il tributo ancora più significativo. Il giorno del ricordo è sicuramente un momento di incontro e riflessione, ma anche l'occasione per ricordare tutti insieme le terribili persecuzioni subite, le migliaia di vittime eliminate fisicamente ed insultate. Questo giorno fa riaffiorare momenti di immenso dolore
come nel caso di Maria Luisa, che ha 85 anni assieme ai nipoti non ha ancora un luogo dove commemorare suo padre, il carabiniere Guido Gazzola, in servizio alla stazione di Pogliane ad Abbazia. Guido fu ucciso nel 1944. Non abbiamo mai trovato il corpo, mai trovato niente. Capire dove l'hanno messo e come è successo, perché è sempre per sentito dire, ma qualcosa di certo non l'abbiamo mai avuto. Il nipote, che porta il suo nome, spera un giorno di poter portare un fiore dove riposano le sue spoglie. Mia nonna me ne ha parlato talmente tanto da piccolo che è come l'avessi sempre conosciuto. Era carabiniere a cavallo, scelto, sparito, non si sa se è stato giustiziato, fucilato, infoibato. In occasione del giorno del ricordo, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Coletti di Treviso, assieme alle associazioni combattentistiche d'Arma, hanno messo a dimora una pianta di lavanda nel giardino della scuola in via Santa Bonanuova in memoria di Norma Cossetto. Gli studenti della scuola media Coletti hanno scelto di dedicare la pianta di lavanda a Norma Cossetto, giovane istriana brutalmente torturata e infoibata dai partigiani jugoslavi nell'ottobre del 1943. Un gesto e un modo per onorare tutte le vittime delle foibe. La strada in cui si trova l'istituto è intitolata proprio a Norma Cossetto. E oggi si vuole ricordare con Norma Cossetto, ma con tutte le vittime delle foibe, una tragedia immane che per tanto tempo questo paese ha voluto dimenticare. La pianta messa a dimora servirà per creare un angolo di pace e ricordo. Con la speranza che un domani man mano si possano piantare sempre più piante e alla fine diventi un boschetto, il bosco della pace, il bosco di Norma. Ormai gli scomparsi erano centinaia e centinaia, anzi migliaia, e con maggiore insistenza si parlava di pattuglie e di sequestratori. I ragazzi hanno ascoltato la testimonianza del figlio di un esule di Fiume, hanno suonato alcuni brani nell'auditorium della scuola e hanno ricevuto la Costituzione italiana. La preside Angela Ferraro ha sottolineato che il lavoro con gli insegnanti di storia è costante e non si limita a questa giornata. È fondamentale sapere per sviluppare un senso critico, conoscere per diventare consapevoli e per essere cittadini di pace. Noi cerchiamo di instillare nei ragazzi la possibilità che si sviluppi il loro senso critico, perché solo il senso critico permetterà loro, crescendo, di affrontare il mondo decidendo e filtrando ciò che gli arriva. Siamo allo sport calcio, ribaltone shock sulla panchina del Treviso dopo la sconfitta di ieri al Tenni contro il Porto Gruaro. Esonerato mister Fabrizio Cacciatore, il nuovo allenatore Carmine Parlato, per il presidente una svolta necessaria. È una bellissima avventura, prendo un gruppo di ragazzi forti, consapevoli della propria forza, una società forte alle spalle e tutti assieme dobbiamo continuare a pedalare forte. Ingaggio lampo dopo un divorzio che scuote la squadra. Da qualche ora Carmine Parlato è il nuovo condottiero del Treviso e ha una missione urgente: far ritrovare la bussola ai biancocelesti, quella persa da Fabrizio Cacciatore, esonerato dopo il 3-1 subito al Tenni dal Porto Gruaro. Fatale al mister una sconfitta che ha fatto perdere la vetta del girone, terzo stop in 4 partite, troppo per la dirigenza. Il tecnico insomma paga nel peggiore dei modi un momento nel periodo più delicato della stagione, con il Treviso passato dal veleggiare solitario in vetta alla classifica all'essere sorpassato dal Dolomiti bellunesi. Un esonero che fa comunque discutere. Cacciatore lascia con un invidiabile ruolino di marcia di 17 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, con 47 gol fatti e 23 subiti dai biancocelesti. Ma anche una stagione fin qui da 8 volante, partenza a razzo, poi una brusca frenata, lo smalto ritrovato con una raffica di risultati utili consecutivi, poi l'ultima crisi. Le ultime 2 settimane sono state settimane impegnative, 3 sconfitte su 4, diciamo, in qualche modo dovevamo dare un segnale sia all'esterno sia all'interno della squadra. Ecco. Guida tecnica Carmine Parlato, dunque, 54enne allenatore partenopeo, veterano delle panchine, che in Veneto vanta esperienze con il Rovigo e il Padova e che in questa stagione era partito guidando il Piacenza, salvo poi essere sollevato dall'incarico dopo appena 8 partite
perché coinvolto nel cambio che aveva portato all'addio del direttore sportivo degli emiliani Alessio Sestu. Ora l'avventura a Treviso. Sono molto fiducioso nella conoscenza dei ragazzi, nel primo giorno che sono arrivato, quindi la conoscenza della società, di qualche ragazzo, non vedo l'ora di andare in campo per poter incominciare a far provare cose ai ragazzi in vista di domenica. Confidiamo molto in qualche modo che possa dare una svolta già questa settimana all'ambiente. Subito il lavoro sulla squadra, dunque, tanto più che domenica c'è già il primo difficile test chiave. Gara sul campo del Mestre per recuperare lo svantaggio dai bellunesi, artefici del controsorpasso. Se la pioggia di ieri ha causato l'annullamento delle sfilate dei carri allegorici a Carbonera e Ponte della Muda, il maltempo non ha però fermato la festa organizzata da Carnevali di Marca a Pieve di Soligo, oltre 4.000 le persone in festa. Il tempo incerto non ha fermato la festa a Pieve di Soligo, dove circa 4.000 persone hanno assistito alla tradizionale sfilata dei carri allegorici. La magia del carnevale ha contagiato grandi e piccini tra maschere, coriandoli e stelle filanti. Abbiamo beccato proprio la finestra di non pioggia, non era facile prendere la decisione di organizzare e di confermare la sfilata che Pieve di Soligo, però è andata molto bene. Abbiamo 10 carri, abbiamo anche tanta gente nonostante il tempo incerto, e voglio ringraziare chiaramente l'amministrazione che ha creduto in questa sfilata, in questa iniziativa oggi, e anche tutti i carristi. Il corteo dei carri mascherati, dopo aver raggiunto piazza Vittorio Emanuele II, ha sfilato per le vie del paese in un circuito che si è concluso nuovamente in piazza. Lungo tutto il percorso attività di animazione dedicate ai bambini. Anche se la giornata non è delle migliori, siamo riusciti anche quest'anno a portare il carnevale a Pieve di Soligo. Siamo felici per tutte le persone che possono godere di questa manifestazione. Ringraziamo veramente tutti i gruppi per aver creduto nella giornata di oggi, per il lavoro che hanno fatto in questi mesi per poterci allietare. Anche qui, come in tutte le altre sfilate organizzate da Carnevali di Marca, è stato possibile acquistare i biglietti della lotteria di beneficenza, perché gli organizzatori hanno voluto abbinare al divertimento un'iniziativa solidale a favore di associazioni del territorio impegnate nel sociale. Siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. Sostegno alle imprese, al turismo e ai giovani. La Camera di Commercio di Belluno Treviso ha fatto il bilancio oggi dell'attività 2024 e ha anticipato i capisaldi della programmazione 2025. Il presidente Pozza: all'attacco bisogna lavorare in maniera corale. Bisogna lavorare tutti assieme, se non si lavora assieme i risultati non si hanno, e purtroppo a volte c'è qualche ambiente che su questo non lo ha ancora capito o non lo vuole capire. Mario Pozza parte all'attacco: su un piatto i frutti che l'ente camerale ha raccolto nel 2024, sull'altro il contraltare ingeneroso di chi di fare squadra con la marca trevigiana proprio non vuol sentir parlare e rivendica la grandeur dolomitica. Il riferimento non poi così tanto velato è principalmente l'atteggiamento ostico di Confindustria Belluno, contraria alla fusione oramai decennale della Camera di Commercio di Belluno con quella di Treviso, e più recentemente astenuta dal voto per la nomina della presidente di Longarone Fiere, la trevigiana Caterina Carrer, e ancora sul piede di guerra per un asse che vuol creare l'area vasta Belluno-Treviso, lasciando alla prima poco più delle briciole. Precisa Pozza: i fatti parlano chiaro. I numeri sono dalla nostra parte. Basta saperli leggere. Una Camera forte come Belluno-Treviso prima non c'era della fusione, adesso c'è, perché c'è una potenzialità di oltre 100.000 imprese con delle risorse dedicate alla promozione, al manifatturiero, agli investimenti. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, dice il presidente Pozza, che con il segretario Tiozzo ha illustrato i risultati 2024. Sostegno alle imprese e ai giovani, investimenti sulla fiera di Longarone e sulla comunità energetica, rilancio del turismo tramite la DMO. Per l'anno appena iniziato, che guarda le Olimpiadi 2026, la Camera di Commercio è pronta a mettere 100.000 euro di
partecipazione al Fondo Grandi Eventi e già offre la mostra multimediale itinerante sui Giochi del 56, che poi sarà ospitata in via definitiva a Cortina. Siamo impegnati a 360 gradi perché questa provincia ha tantissime potenzialità da sfruttare e da mettere in campo. E tutti devono remare dalla stessa parte? Bisogna remare tutti dalla stessa parte, non ci deve essere nessun marchese del Grillo. Siamo alla cronaca, infortunio sul lavoro questa mattina nei boschi di Colle Santa Lucia. Un boscaiolo trentenne del posto impegnato nei lavori di taglio piante è scivolato su un pendio riportando un sospetto trauma alla schiena. I volontari del soccorso alpino sono arrivati in località Rucavà assieme al personale sanitario del SUEM, stabilizzato calato in barella lungo un tratto di 120 metri e successivamente portato a spalla per mezzo chilometro fino alla statale. L'uomo poi è stato consegnato all'equipe dell'elicottero del SUEM e trasferito all'ospedale. Arrivano i rinforzi. Da oggi 53 nuovi carabinieri sono arrivati in provincia per dare manforte ai colleghi delle 24 stazioni dell'Arma bellunese. Tra la new entry 21 sono donne e tutti sono stati ricevuti questa mattina dal prefetto di Belluno. Un contingente importante per aumentare la capacità di controllo del territorio e di risposta in termini di sicurezza per i cittadini, ha detto il comandante provinciale Enrico Pigozzo, che ha sottolineato di avere una rappresentante femminile dell'Arma praticamente in ogni stazione, anche per sostenere e far sentire a proprio agio le donne vittime di violenza. I nuovi carabinieri sono giovanissimi e provengono da diverse regioni d'Italia. Freschi di corso arrivano in provincia con un bagaglio di formazione sia nelle materie giuridiche che in quelle professionali. Ed anche Belluno ha celebrato il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo istriano-dalmata nel secondo dopoguerra. Per l'occasione doppia iniziativa in città, nel pomeriggio un momento culturale nel salone di rappresentanza della prefettura. Questa mattina l'ufficialità davanti al monumento ai martiri delle foibe. In questa giornata non solo rendiamo omaggio alle vittime innocenti, ma ci impegniamo anche a mantenere viva la memoria di un periodo di dolore, di giustizia e di violenza. L'assessore al turismo Paolo Luciani ha rappresentato il sindaco di Belluno assente alla commemorazione istituzionale del giorno del ricordo. L'impegno condiviso è quello di conservare e rinnovare la memoria di un periodo buio della storia del secondo dopoguerra. Il vescovo emerito Monsignor Giuseppe Andric. Questo monumento che abbiamo inaugurato il 10 febbraio del 2016 ero presente e voglio anche ricordare nella preghiera tutti coloro che prima hanno cercato di rompere quella dimenticanza paurosa che avevamo in Italia di questa tragica vicenda. Davanti al monumento eretto nell'omonimo piazzale in onore delle vittime delle foibe ha raccontato la sua esperienza personale Siro Maracchi, presidente provinciale dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia. L'esilio, gli orrori, le ostilità e l'atroce indifferenza per troppi anni durante i quali non si è voluto, potuto, saputo parlare. Ma l'odio di allora non è ancora sopito. Il ricordo del 10 febbraio credo sia più forte dopo quello che è successo venerdì notte al monumento della foiba di Basovizia, dove le persone hanno imbrattato il monumento con ancora scritte di odio. Dopo 80 anni ancora la storia purtroppo non ci ha insegnato che quell'odio non si va da nessuna parte. Peggio di chi ha imbrattato la foiba di Basovizza c'è chi si gira da quell'altra parte, c'è chi minimizza, c'è chi addossa responsabilità ad altri. Non è un caso che in tante manifestazioni pubbliche una parte politica o una grossa parte politica non partecipa a queste manifestazioni. Se esiste una pacificazione, questa esiste sui fatti storici e sull'accettazione della realtà, non sulla loro interpretazione di parte, ha detto De Carlo. Un'esortazione, infine, affinché ciò che rappresenta la legge che ha istituito il giorno del ricordo diventi patrimonio di tutti. Smettiamola con la favoletta del erano fascisti e quindi andavano infoibati, perché è stata infoibata gente che col fascismo non aveva nulla a che fare se non essere italiani, e chi è italiano avrà sempre per noi la nostra solidarietà e il nostro profondo ricordo. A me non rimane che salutarvi, quindi la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.